Allora, buongiorno a tutti, siamo qui al complesso scolastico GB Stella. Sono partiti in questi giorni i laboratori del Tarte 2021 a Taglio di Po. Progetto che portiamo avanti ormai da 9 anni insieme a Melania e Del Tarte e tutte le associazioni che in questi anni si sono succedute insieme a Del Tarte nel promuovere tutte queste iniziative, e quest'anno siamo tornati finalmente dopo un anno di pausa Covid a lavorare di nuovo con le scuole. Ricordo 2020, abbiamo comunque fatto anche nel 2020 un'opera molto importante, un paio di opere molto importanti, però senza coinvolgere le scuole. Quest'anno abbiamo ripreso questa importante iniziativa coinvolgendo la primaria del GB Stella. Di preciso, insomma, sono state coinvolte prevalentemente le quinte, e qui cominciamo a vedere un po' quello che è l'opera che stanno creando. Grande soddisfazione, grande piacere, grande voglia di vedere questa cosa finita, questa grande opera d'arte finita. Ricordo che non è il primo step di un progetto più importante, perché nella seconda parte della primavera barra estate poi l'artista che abbiamo qui procederà a fare il grande murales sulla parete del GB Stella. Detto questo, vorrei solo ricordare, domani al termine dei laboratori faremo l'inaugurazione, quindi domani mattina alle 11. Chiaramente abbiamo tutta la serie dei problemi del Covid, ma visto che c'è il cancello e tutto, se qualcuno vuol presenziare anche dall'esterno della struttura si vede bene tutto, quindi potete venire. Dalle 11 domani mattina inaugureremo questa prima parte. Da quel che so sta andando tutto benissimo con la scuola, è stato tutto molto apprezzato e come al solito i bambini si divertono, imparano e stanno a contatto con degli artisti di calibro internazionale, che è uno degli obiettivi che ci poniamo tutti gli anni. Allora, per noi è sempre una soddisfazione ritornare nei comuni che ci hanno accolto fin dal primo anno. Infatti sono appunto 9 anni che collaboriamo con questo comune, e quindi ringraziamo di cuore l'amministrazione comunale, e che è nata appunto, noi siamo nati con loro e viceversa, insomma, quindi step dopo step riusciamo a interagire soprattutto con le scuole e anche con la comunità di Taglio di Po. E adesso appunto siamo di fronte a una nuova opera che prende vita in questi giorni sotto i nostri occhi, grazie all'artista romana Giusy Guerriero, che è anche un'artista giovane perché ha 33 anni. Lei è anche docente, quindi sa proprio il fatto suo anche con i ragazzi. Infatti il laboratorio di oggi è andato benissimo, ci sono state le classi quinte, la prima volta tra l'altro che lavoriamo con una scuola elementare, e i frutti sono tangibili proprio perché appunto i ragazzi sono stati molto bravi, molto diligenti, ma soprattutto creativi al punto giusto, e quindi ringraziamo ovviamente la dirigenza e le maestre che sono state molto brave anche loro, perché ci hanno accolto anche in tempistiche super rapide e hanno permesso tutto questo. E Giusy, attraverso proprio la sua arte, ha dato vita ad un bambino, in modo tale che così i ragazzi possano impersonificarsi tutti i giorni con questo bambino che sta pescando quindi nel delta del Po, ecco, figurativamente. Ovviamente è uno stile fanciullesco ed è uno stile da fiaba, e quindi uno stile ovviamente creativo, che vuole invitare appunto i bambini alla scoperta del territorio, e qua e là ci sono ovviamente i pesci tipici delle nostre comunità, che sono comunque un'eccellenza da valorizzare e da scoprire e conoscere fin da piccoli. Io mi sono trovata benissimo e l'accoglienza è stata veramente calorosa, il luogo qui è veramente una pace, un'oasi di pace, e i ragazzi sono stati super entusiasti, non pensavo, c'è stata un'ottima partecipazione, proprio non me ne sono persa uno, tutti belli carichi, si vede che hanno voglia di ripartire con le cose vere, insomma. No, è stata un'esperienza veramente bella, ben riuscita, sono molto soddisfatta, e il calore non me l'aspettavo, sono stati veramente energici, bravi questi ragazzi. Bene, allora vi aspettiamo domani mattina ore 11. Giusy Guerriero sarà qui con noi, ci sarà Del Tarte, l'amministrazione comunale, siamo qui, la scuola che chiaramente è parte protagonista di tutto questo, e vi aspettiamo, venite, perché è un ulteriore tassello nel bello che stiamo inserendo anno per anno in Taglio di Po.